Buona domenica a tutti voi che siete presenti qui in sala e buona domenica a tutti quelli che ci stanno seguendo dai canali digitali. Per chi era presente le altre 2 volte che il Signore mi aveva chiamato a guidare l'adorazione, si può ricordare che avevo preso 2 passi dell'Esodo, 2 chiacchierate tra Mosè e Dio. Bene, vorrei chiudere, chiamiamo un trittico, e anche questa mattina vorrei riflettere e portarci all'adorazione e alla lode prendendo un passo che parla di una chiacchierata tra Mosè e Dio. Leggiamo Esodo 3, 1, 6. Mosè pascolava il gregge di Jetro suo suocero, sacerdote di Madian, e, guidando il gregge oltre il deserto, giunse alla montagna di Dio a Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un pruno. Mosè guardò ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse: «Ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione, e come mai il pruno non si consuma?» Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere, e allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: «Mosè, Mosè!» Ed egli gli rispose: «Eccomi». Dio disse: «Non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro». Poi aggiunge: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Questa è la prima volta che Dio e Mosè si parlano, la prima volta che Dio si interfaccia con il suo servo Mosè. E come avviene questo incontro tra Dio e Mosè, e se possiamo dire anche tra Dio e l'uomo? Dio appare in questo pruno ardente, una visione magnifica, un albero che non si consumava. Sicuramente non abbiamo mai visto un albero che in 2 secondi si consuma non consumarsi. E Mosè capisce che quello che stava vedendo non era reale, era innaturale, era qualcosa che non apparteneva a questo mondo. L'uomo si avvicina, è curioso di capire che cosa sta succedendo. E cosa succede? Come reagisce Dio? Il Signore vide che si era mosso. Quindi quando l'uomo si interessa a Dio, Dio che cosa fa? Non può far nient'altro che chiamare l'uomo. Infatti cosa dice? Mosè, Mosè. Lo chiama per nome 2 volte. Non ha provato a indovinare il nome, ma Mosè, Mosè. L'uomo si avvicina a Dio e Dio non può far nient'altro che chiamare l'uomo. L'uomo però in questo momento non può avvicinarsi a Dio. Che cosa gli dice il Signore? Non ti avvicinare qua, prima di venire da me devi toglierti i calzari, devi capire che quando ci si avvicina a me devi farlo in modo santo, in modo sacro. E poi si presenta, gli dice: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. E cosa dice quindi Dio all'uomo? Io sono quel Dio che tu hai sempre cercato. Come reagisce Mosè? Come si chiude questa piccola conversazione? Mosè si nasconde la faccia, capisce che quello che è di fronte a lui è il Dio, l'unico vero Dio, e dice, si nascose la faccia perché avevo paura di guardare Dio. E noi? Come portiamo questa cosa noi? Noi ora qua siamo alla presenza di Dio. Dio qua è in mezzo a noi, sicuro. In questo momento in mezzo a noi Dio è qua. Noi ci siamo approcciati a Lui per venire a Lui e Dio ci ha visto ed è qua. E come reagiamo? Come reagiamo come Mosè? Si nascose la faccia perché abbiamo paura di guardare Dio? No. Certo, dobbiamo avere un timore reverenziale perché quello che abbiamo qui in mezzo a noi è il Dio onnipotente, il Signore degli eserciti, l'Eterno, colui che ha creato e creerà tutto e distruggerà e ricostruirà tutto, ma non dobbiamo nasconderci la faccia, dobbiamo essere orgogliosi di avere Dio qua in mezzo a noi. Dio ci sta chiamando, preghiamo, adoriamo, lodiamolo, accostiamoci a Lui questa mattina perché il Signore è qui in mezzo a noi. Cantiamo il canto Santo il Signore. Cantiamo insieme a Re.
insieme cantiamo. Santo è il Signore, l'Onnipotente, Lui regna su tutta la terra. Santo è il Signore, l'Onnipotente, Lui regna su tutta la terra. Lui regna su tutta la terra. Lui regna su tutta la terra. Dio sta per chiamare Mosè per la prima volta e Dio stamattina e tutte le altre mattine sta per chiamare te, sta per chiamare voi, sta per chiamare me. Continuiamo a leggere questo passo dal versetto 10 al 14. Or dunque va, io ti mando dal Faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele. Mosè disse a Dio, ma chi sono io per andare dal Faraone e far uscire dall'Egitto i figli di Israele? E Dio disse, va, perché io sarò con te. Questo sarà il segno che sono io che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Mosè disse a Dio, ecco, quando sarò andato dai figli di Israele avrò detto loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi. Se essi dicono, qual è il suo nome? Ma che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè, io sono colui che sono. Poi disse, dirai così ai figli di Israele, l'Io sono, mi ha mandato da voi. L'obiettivo di Dio è semplice, molto semplice, salvare il popolo di Israele dalle grinfie del Faraone. Ma l'obiettivo di Dio è ancora più semplice, salvare tutta l'umanità dal peccato. Certamente Dio ha salvato il popolo di Israele tramite la sua potenza e ha salvato l'umanità tramite la sua potenza manifestata nell'opera di Gesù Cristo. Sicuramente. Ma finisce qua? No, perché Mosè ha un compito concreto. Se non ci fosse stato Mosè, Dio avrebbe fatto le cose in modo diverso, ma non avrebbe salvato Israele in quel momento. Mosè ha un compito, l'uomo ha un compito. Mosè è un veicolo della potenza di Dio, l'uomo adesso, tu, noi, voi, io, siamo un veicolo della potenza di Dio e dobbiamo mostrare all'umanità, dobbiamo mostrare al mondo cosa Dio ha fatto per noi e cosa Dio farà per loro. È un compito estremamente difficile essere veicoli della potenza di Dio. E infatti come reagisce Mosè e come reagiamo noi? Cos'è che dice Mosè? Chi sono io? In effetti è la prima domanda che ci poniamo tutti. Ma chi sono io, Signore, per andare a mostrare la tua potenza? Mosè pensa che si deve presentare da solo, pensa che lui, come uomo, a prendersi tutto il peso della potenza di Dio. E dice, come faccio a fare una cosa del genere? Come risponde Dio? Gli risponde, io sarò con te, al versetto 12. Quindi non dobbiamo presentarci noi non siamo da soli, noi dobbiamo presentare Dio, non siamo soli in questa avventura, nel nostro cammino di vita, nelle nostre difficoltà, non siamo soli e non siamo neanche soli nella testimonianza, noi siamo con Dio, come vi ho detto, Dio è qua in mezzo a noi. Solo che Mosè ha un altro dubbio e dice, ma cosa gli dico? Cosa gli presento? E Dio è molto semplice, gli dice, presenta me. Dirai, l'Io sono mi ha mandato da voi. E anche noi, quando saremo con gli altri, parleremo di Dio agli altri, cosa dobbiamo mostrare? Mostriamo Dio, mostriamo l'Io sono, non dobbiamo mostrare noi stessi, ma mostriamo l'Io sono. E diamo grazie a Lui per questo, veramente, diamo grazie a Lui che nella nostra vita quotidiana non siamo da soli, possiamo veramente fare questo cammino con Lui. Cantiamo a te grazie e noi rendiamo.
Grazie noi rendiamo a te, il Santissimo, a te, che hai donato il Figlio tuo, Gesù, a te, adesso ci prostriamo a te, il Santissimo, a te, che hai donato il Figlio tuo, Gesù. Sì, dica al debole son forte, dica al povero son ricco, per tutto ciò che ha fatto Lui per noi. A te, grazie noi rendiamo a te, il Santissimo, a te, che hai donato il Figlio tuo, Gesù, a te, adesso ci prostriamo a te, il Santissimo, a te, che hai donato il Figlio tuo, Gesù. Sì, dica al debole son forte, dica al povero son ricco, per tutto ciò che ha fatto Lui per noi. Sì, dica al debole son forte, dica al povero son ricco, per tutto ciò che ha fatto Lui per noi. A te, grazie Signore Gesù, a te. Signore, ti adoriamo questa mattina perché hai volto il tuo sguardo verso di noi, le nostre vite. Abbiamo potuto riconoscere la voce del pastore. Grazie, Signore, per questo appello che hai fatto a ciascuno di noi. Eravamo deboli, ci hai resi forti. Eravamo poveri perché privi della relazione con te, separati da te, e tu ci hai arricchiti di questa relazione. Questa mattina possiamo dire anche eccomi, sono qui. Grazie Signore perché ciascuno di noi ha un nome che lo distingue l'uno dall'altro. Grazie Signore perché tu sei il Dio dell'inclusività, che raccogli chi vuoi e soprattutto unisci un popolo diverso, variegato, per un semplice e grandioso scopo, quello di adorare e benedire il tuo nome. L'Io sono, Yahweh. E Signore, questa mattina raccogli il dolce suono che proviene dal nostro cuore, dai nostri talenti, Signore, dai nostri doni, Signore, che possono essere per te un sacrificio, un'offerta profumata, Signore. Perdona anche la nostra iniquità. Signore, vogliamo arrivare a te purificati dal sangue di Cristo, così chiediamo perdono davanti a te. Abbiamo questa possibilità di rialzare il nostro sguardo verso di te. Conduci il nostro cammino, Signore,
Grazie perché ci fai stare nei tuoi cortili. Nel nome di Gesù. Amen. Signore Dio Padre Onnipotente, le mie preghiere, le nostre invocazioni, le nostre suppliche non saranno mai sufficienti a benedirti, a lodarti e a glorificarti per quello che tu hai fatto per noi. Signore Dio Padre, voglia, però tu ci accogli ogni giorno, ogni volta che noi siamo qui davanti a te, ci accogli come i tuoi figli, ci accogli come i tuoi figli per il dono di Gesù Cristo, che hai mandato a morire sulla croce per noi, perché ci liberasse dal gioco della morte e dal vincolo del peccato. Voglia, Signore, tu coglierci anche questa mattina, ascoltare le nostre invocazioni, le nostre suppliche, le nostre benedizioni, affinché quello che tu hai deciso per noi possa essere realizzato, perché la strada che ci hai posta davanti possa essere percorsa, perché strada ne abbiamo fatta, ma strada ancora deve essere fatta per arrivare a te un giorno, Signore. Santi e irreprensibili, nel nome potente di Cristo. Amen. Amen. Sì, caro Padre, grazie perché sei un Dio misericordioso. Grazie perché ci hai promesso, come a Mosè, io sarò con te. E sapere di averti accanto ci dà quella forza di continuare ad andare avanti a testa alta, perché noi abbiamo creduto all'unico vero Dio in questo mondo. Grazie Padre perché abbiamo sicurezza in te, abbiamo tranquillità in te. Tu, Signore, continui a portarci in alto, continui a tenerci sereni, forti, e qualsiasi cosa succeda noi sappiamo che abbiamo un'armatura indistruttibile perché l'hai data tu a noi. Signore, grazie per quello che continui a fare nelle nostre vite, grazie perché la tua mano potente e forte sopra di noi, la sentiamo e siamo sicuri di stare sereni nei nostri cuori. Padre Santo, noi siamo qui a lodare e invocare il tuo nome perché sei da adorare costantemente e ripetutamente. Padre Santo, tu non ti sei dimenticato di noi e noi non dobbiamo fare quello che tante persone, tante volte capita, non siamo sempre con la testa ferma su di te, ma pensiamo ad altro, pensiamo che possiamo fare le cose da soli. Non è così, abbiamo capito. Padre, grazie perché continui a starci vicino, continui a sussurrarci nell'orecchia. Vai avanti, io sono qui con te, ci tengo per mano, e grazie per questo incredibile tuo dono infinito, ovvero il sacrificio tuo figlio Gesù Cristo. Grazie perché così ci hai lavato da dei peccati che neanche noi volevamo, magari neanche noi sapevamo che continuavamo a peccare, ma tu lo stesso hai voluto pulirci. Grazie ancora, non possiamo mai finire di dire grazie perché, Signore, hai deciso di donarci la vita eterna. E nel nome tuo siamo tutti quanti qui a lodarti. Amen. Amen. Esodo 4, 1-17, la continuazione del passo che abbiamo letto prima. Mosè rispose e disse: ma ecco, essi non mi crederanno e non ubbidiranno alla mia voce, perché diranno: il Signore non ti è apparso. Il Signore gli disse: che cos'è quello che hai in mano? E gli rispose: un bastone. Il Signore disse: gettalo a terra. Egli lo gettò a terra ed esso diventò un serpente. Mosè fuggì davanti a quello. Allora il Signore disse a Mosè: stendi la tua mano e prendilo per la coda. Egli stese la mano, lo prese ed esso ritornò un bastone nella sua mano. Farai questo, disse il Signore, affinché credano che il Signore è il Dio dei loro padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, ti è apparso. Il Signore gli disse ancora: mettiti la mano nel petto.
Egli si mise la mano del petto e quando la tirò fuori, ecco che la mano era lebbrosa, bianca come la neve. Il Signore gli disse: rimettiti la mano nel petto. Egli si rimise la mano nel petto e quando la tirò fuori, ecco che era ritornata come il resto della sua carne. Avverrà, disse il Signore, che se non ti crederanno e non daranno ascolto alla testimonianza del primo segno, crederanno a quella del secondo segno. Se non crederanno neppure a questi 2 segni e non ubbidiranno la tua voce, tu prenderai dell'acqua del fiume e la verserai sull'asciutto, e l'acqua che avrai presa dal fiume diventerà sangue sull'asciutto. Mosè disse al Signore: ahimè, Signore, io non sono un oratore, non lo ero in passato, non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, poiché sono lento di parole e di lingue. Il Signore gli disse: ma scusa, chi ha fatto la bocca dell'uomo? Chi rende muto o sordo o veggente o cieco? Non sono io il Signore? Ora dunque va, io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire. Mosè disse: ti prego, Signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai. Allora l'ira del Signore si accese contro Mosè ed egli disse: non c'è Aaronne tuo fratello il Levita? Io so che parla bene. E per appunto egli esce a incontrarti, e quando ti vedrà si rallegrerà in cuor suo. Tu gli parlerai e gli metterai la parola in bocca. Io sarò con la tua bocca e con la sua bocca e vi insegnerò quello che dovrete fare. Egli parlerà per te al popolo, così ti servirà da bocca e tu sarai per lui come Dio. Ora prendi in mano questo bastone con il quale farai i prodigi. Purtroppo molte volte, come Mosè, noi uomini, io in prima linea, non abbiamo abbastanza fede e non crediamo nettamente nella potenza di Dio, nella potenza del nome di Dio, che dovrebbe bastare a fare tutto quanto. Il nome di Dio basta in tutto, sia in tutte le situazioni della vita, sia nelle situazioni in cui dobbiamo superare delle difficoltà e sia in tutte le situazioni in cui noi dobbiamo proclamare il nome di Dio agli altri. Basta il suo modo, il suo nome. Però Dio viene incontro all'uomo, viene incontro all'umanità e ci dà dei segni, ci dà dei modi in cui noi possiamo dimostrare di essere mandati da Dio. A Mosè, come abbiamo letto, promette questi 3 segni: il bastone, la mano lebbrosa e l'acqua trasformata in sangue. Non andremo a descrivere questi 3 segni, ma ci basta sapere che Dio interviene concretamente nelle nostre vite, praticamente verso l'azione nel mondo. Ma come? Quali sono i segni che noi abbiamo nelle nostre vite? È impossibile descriverlo. Ognuno di noi sa nel proprio privato, nella propria opera pubblica, dei modi in cui molto semplicemente Dio ha agito con delle cose proprio pratiche, concrete, e se ci guardiamo indietro, secondo me possiamo fare una lista bella lunga nella nostra vita di come Dio si è manifestato con dei segni. Non ci dimentichiamo di tutti i segni che Dio ci ha mostrato per veramente ricordarci che Dio è con noi. Non ci dimentichiamo questa opera di Dio, adoriamo veramente Lui. Il brano però continua. Mosè non riesce a stare tranquillo, anche se Dio gli ha promesso dei segni concreti, forti. Mosè non riesce a stare tranquillo. Anche noi non riusciamo a stare tranquilli, non ci fidiamo ciecamente della potenza di Dio. E allora cosa fa? Prende un suo difetto, non sappiamo bene quanto fosse grave questo difetto o se era veramente un difetto. Gli dice: io non sono bravo a parlare. Però io ho riflettuto, Mosè era cresciuto nella corte del faraone per anni e anni. Se c'erano delle persone istruite a quell'epoca, sicuramente una di queste era Mosè, che ha ricevuto tutte le istruzioni. Quindi se c'era uno che aveva la capacità di sicuramente parlare, uno di andare meglio da lui al faraone a dirgli una cosa del genere. Mosè però dice: io non sono un oratore, quindi prende un suo piccolo difetto e lo mette davanti alla potenza di Dio, al nome di Dio, e lo mette davanti ai segni di Dio. E quante volte noi facciamo lo stesso errore, quasi quasi vogliamo prendere in giro noi stessi, vogliamo prendere in giro Dio e prendiamo i nostri piccoli difetti, li anteponiamo a Dio e allora abbiamo la scusa per non superare le difficoltà e per non superare quello che Dio ci chiede di fare nei confronti del mondo. Bene, vorrei ricordare a tutti, a me in prima linea, che con Dio Padre, con Gesù Cristo, con lo Spirito Santo possiamo tutto. Possiamo sicuramente fare quello che Dio ci chiede di fare, sicuro, tutte le cose che riguardano noi e tutte le cose che riguardano la testimonianza. Veramente, ricordiamoci di questo, adoriamo e
amiamo il Signore per questo. Cantiamo il canto Amare te. La ragione della vita è amare te, adorarti e servirti e lodarti, oh Dio. Una cosa ho chiesto a te, Signore, e quella cercherò, che io dimori nella casa tua per sempre. Certo beni mi darai e benignità, poi davanti a me la mensa tu preparerai, e con l'olio tuo mi ungerai ed io traboccherò, e per lunghi giorni nella casa tua vivrò. Amare te, servire te, Signore, alzar le mani e lodare il nome tuo. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. La ragione della vita è amare te, adorarti e servirti e lodarti, oh Dio. Una cosa ho chiesto a te, Signore, e quella cercherò, che io dimori nella casa tua per sempre. Certo beni mi darai e benignità, poi davanti a me la mensa tu preparerai, e con l'olio tuo mi ungerai ed io traboccherò, e per lunghi giorni nella casa tua vivrò. Amare te, servire te, Signore, alzar le mani e lodare il nome tuo. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Amare te, servire te, Signore, alzar le mani e lodare il nome tuo. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Tocca a voi. Avete delle testimonianze, volete ricordare a noi anche delle cose successe 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, dei modi in cui Dio ha agito, dei segni che ha avuto nella vostra vita, dei modi in cui vi ha migliorato. Prego. Questo passo mi ha fatto venire in mente un periodo complesso della mia vita, e voi siete stati testimoni, ma buona parte di voi, di 2 o 3 momenti dove ero particolarmente a terra. E non avevo benedizioni da mostrare al Signore, c'era veramente soltanto una serie e vergogna nella mia vita. Quindi io ricordo che dicevo: Signore, tu sei il mio sostegno, ma cosa ho da mostrare? Cioè, tu in questo momento, io non posso essere un manifesto per dire: guarda la benedizione del Signore nella mia vita, anzi
non era proprio il caso. E io ho detto la stessa cosa che ha detto Mosè, io chi sono, cioè, sì. Certo. E Dio mi ha risposto nella stessa maniera, mostra a me. E io non avevo altro che dire, il Signore mi sta sostenendo in questa situazione, nient'altro, non potevo dire, il Signore, credo che l'unico miracolo che era che io fossi ancora lucida di mente in quella situazione, ma e dire che il Signore mi sosteneva, quindi era l'unico miracolo che il Signore... Però la cosa che mi ha confortato di più è vedere che il Dio di Mosè era lo stesso Dio che si occupava di me. E quando un figlio di Dio riconosce che il Dio che ho letto è lo stesso che sta agendo nella mia vita, è la cosa che più mi dà, che fa sentire al sicuro, no? Sono al sicuro. E io voglio ringraziare il Signore per questi 26 anni che sto camminando. Non posso dire mai un giorno aver detto mannaggia, però, cioè, era meglio la vita di... No. Quindi voglio lodare il Signore per questo. Grazie Claudia. Vito. Io penso che una delle lettere che noi abbiamo letto ultimamente, il venerdì, questa lettera a Filemone, ci dia un motivo di riflessione sull'inutilità. Onesimo, no? Questo era inutile a te, lo schiavo, dice a Filemone Paolo. Adesso questo schiavo però ti assicuro che è diventato utile, no? Allora noi eravamo tutti inutili a Dio, e quando Dio ci ha chiamato per nome, noi siamo diventati utili. E la riflessione è questa, che Lui chiama per nome quando vuole chi vuole, e questo è quello che ha fatto con Mosè. Però io penso anche che il nuovo patto sia un patto dal quale emerge che il Signore chiama per nome tutti, e tutti quelli che sono inutili possono diventare utili. E allora ecco che noi dobbiamo pregare sempre perché il Signore ci renda utili come è stato Mosè e come sono stati molti altri suoi servitori che Lui ha chiamato, che hanno tentato di scappare in vario modo, no? Io non sono che un ragazzo, dice uno, quell'altro prende la barca e va dalla parte opposta di quella Ninive alla quale era mandato, questa Giona, e poi quest'altro, Mosè il primo in ordine di tempo storico, appunto, dice ma sai, io non sono, probabilmente c'era un piccolo difetto, non si capisce bene, o forse era veramente uno di quegli studiosi, perché certamente, come dici tu, lui era stato veramente, a lui era stata veramente illustrata tutta la scienza del tempo, no? Presso gli egizi, però qualcuno ha più facilità a studiare, a applicarsi, che non poi a comunicare queste cose. Oggi ci sono anche tanti docenti universitari che magari non hanno un posto di scienza ma fanno fatica a comunicare, quindi potrebbe anche non trattarsi, non lo sappiamo, ecco, di un difetto di balbuzie, come si dice, ma non importa questo, quanto importa che appunto il Signore rende utilità quella che è la nostra inutilità, e noi dobbiamo avere fede di questo e dobbiamo impegnarci, perché dobbiamo sempre cercare di essere utili a Lui. Quindi la ragione della vita è amare te, ma essere utili, ecco, in questo senso. Grazie. Salvatore. Oggi abbiamo postato sui social un versetto del calendario, il Salmo 119, versetto 160, no? Che dice: la somma della tua parola è verità. E spesso anche nel mondo del lavoro anche i colleghi dicono: ma chi me lo dice a me, no? Che questa parola è scritta da uomini, chissà se è vera la parola che tu leggi, ma non è la parola di Dio, ti dicono spesso. Allora questo è un versetto che ci fa capire che chi l'aveva scritto, che ispirato dallo Spirito di Dio, fa comprendere a tutti noi che è un'equazione matematica perfetta, che ci sta a indicare che quello che leggiamo, quello che crediamo, è verità.
la somma di tutte le sue parole, di tutta la scrittura, dalla Genesi all'Apocalisse, uguale verità. E io voglio ringraziare il Signore per questa verità che professiamo e che annunciamo tutti i giorni attraverso ogni strumento. Lode e gloria al suo nome. Amen. Amen. Grazie. Apro una piccola parentesi. Mosè non era un oratore, però poi per 40 anni nel deserto era colui che riceveva il verbo di Dio e ha parlato a milioni di persone per 40 anni, quindi stiamo anche attenti a cosa diciamo a Dio, a esporre i nostri difetti, perché poi ce li usa per 40 anni. Comunque grazie per le vostre riflessioni, tutte molto edificanti. Per prepararci alla Santa Cena andiamo proprio a vedere, parliamo di vittoria e andiamo a vedere questo Dio di Mosè, che è lo stesso nostro, come ha vinto poi. Esodo 14, 5-30. Il popolo di Israele è uscito, contestualizzo, è uscito dall'Egitto, passano pochi giorni, però si trova in una situazione non del tutto bella. Quando dissero al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e dei suoi servitori mutò sentimento verso il popolo, e quelli dissero: «Che abbiamo fatto rilasciando Israele? Non ci serviranno più». Allora il faraone fece attaccare il suo carro e prese il popolo con sé. Prese 600 carri scelti, tutti carri d'Egitto, e su tutti c'erano dei capitani. Il Signore indurì il cuore del faraone, re d'Egitto, ed egli inseguì i figli di Israele che uscivano a testa alta. Gli egiziani dunque li inseguirono, tutti i cavalli, i carri del faraone, i suoi cavalieri, il suo esercito li raggiunse mentre essi erano accampati presso il mare, vicino a Pi-Achirot, di fronte a Baal-Sefon. Quando il faraone si avvicinò, i figli di Israele alzarono gli occhi, ed ecco gli egiziani marciavano alle loro spalle. Allora i figli di Israele ebbero una gran paura, gridarono al Signore e dissero a Mosè: «Mancavano forse tombi in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto questo che ti dicevamo in Egitto: lasciaci stare che serviamo agli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto». E Mosè disse al popolo: «Non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti gli egiziani che avete visto quest'oggi non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ne starete tranquilli». Il Signore disse a Mosè: «Perché gridi a me? Dì ai figli di Israele che si mettono in marcia. Alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo, e i figli di Israele entreranno in mezzo al mare sulla terra asciutta. Quanto a me, io indurirò il cuore degli egiziani, e anch'essi entreranno dietro di loro. Io sarò glorificato nel faraone e in tutto il suo esercito, nei suoi carri e nei suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando sarò glorificato nel faraone, nei suoi carri e nei suoi cavalieri». Allora l'angelo di Dio che procedeva al campo di Israele si spostò e andò avanti a mettersi dietro a loro. Anche la colonna di nuvola si spostò dalla loro avanguardia e si fermò dietro a loro, mettendosi fra il campo dell'Egitto e il campo di Israele. La nuvola era tenebrosa per gli uni mentre rischiarava gli altri nella notte. Il campo degli uni non si avvicinò a quelli degli altri per tutta la notte. Allora Mosè stese la sua mano sul mare e il Signore fece ritirare il mare con un forte vento orientale durato tutta la notte e lo ridusse in terra asciutta. Le acque si divisero e i figli di Israele entrarono in mezzo al mare sulla terra asciutta, e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri, i suoi cavalieri entrarono dietro a loro in mezzo al mare. E la mattina, verso l'alba, dalla colonna di fuoco e dalla nuvola, il Signore guardò verso il campo degli egiziani e lo mise in rotta. Tolse le ruote dei loro carri e ne rese l'avanzata pesante, tanto che gli egiziani dissero: «Fuggiamo davanti a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Allora il Signore disse a Mosè: «Stendi la tua mano sul mare, e le acque ritorneranno sugli egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri». Mosè stese la sua mano sul mare, sul far della mattina riprese la sua forza, mentre gli egiziani, fuggendo, gli andavano incontro. Il Signore precipitò così gli egiziani in mezzo al mare, le acque ritornarono e ricoprirono i carri, i cavalieri, tutto l'esercito del faraone che erano entrati nel mare dietro agli israeliti. Non ne scampò neppure uno. I figli di Israele invece camminarono sull'asciutto in mezzo al mare, e le acque formarono come un muro alla loro destra e alla loro sinistra.
ultimo versetto, così in quel giorno il Signore salvò Israele dalle mani degli egiziani. Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la grande potenza con cui il Signore aveva agito contro gli egiziani. Il popolo perciò ebbe timore del Signore, credette nel Signore e nel suo servo Mosè. Scusatemi se ho letto 30 versetti, ma volevo celebrare insieme a voi questa vittoria che ovviamente è stata fatta tanto tempo fa sul Faraone, ma che ci ricorda la vittoria che Dio, che Gesù Cristo ha fatto per noi. Quanti dettagli, come vediamo che il Signore proprio prepara tutto, schiaccia il male, schiaccia il peccato. Non c'è stato scampo per Faraone, così come non c'è stato scampo per il peccato di rimanere vivo. Tutti i carri e tutto l'esercito del Faraone sono morti. Tutto il peccato nella nostra vita e nelle vite di tutti quanti che credono nel suo nome scomparirà. Voglio rileggere un attimino il versetto 30. Così in quel giorno il Signore salvò Israele dalle mani degli egiziani. Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la grande potenza con cui il Signore aveva agito contro gli egiziani. Il popolo perciò ebbe timore del Signore, credette nel Signore e nel suo servo Mosè. Dio non me ne vorrà, ma vorrei riscrivere un attimino questo versetto. Così in quei giorni, i giorni in cui Gesù Cristo morì e risuscitò, il Signore salvò l'uomo dalle mani del peccato e della morte. L'uomo vide il suo peccato sconfitto sulla riva del nostro cuore. L'uomo vide la grande potenza con cui il Signore aveva agito contro il peccato e contro la morte. L'uomo perciò ebbe timore del Signore, credette nel Signore e nel suo servo Gesù Cristo. Vorrei leggere insieme a voi 2 Timoteo 1, 9, 10. Egli ci ha salvato e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità e che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Ed ecco qua che ritorna, potenza, vittoria con la nostra chiamata, quello che abbiamo detto stamattina. Il Signore ci ha rivolto una santa chiamata. 2, lo ha fatto secondo il suo proposito, progettato fin dall'eternità. 3, questo proposito si è incarnato in Gesù Cristo. 4, Gesù ha sconfitto la morte. 5, Gesù ha messo in luce la vita e l'immortalità. E cosa vuol dire mettere in luce? Vuol dire anche che torniamo al punto iniziale, torniamo al punto della chiamata, noi facciamo parte di questa messa in luce. Quindi approcciamoci a questi singoli con questo dualismo, vittoria e chiamata. Vorrei chiamare Christian a pregare insieme a me, a pregare e a distribuire i simboli. Signore caro Padre, grazie per questo incredibile gesto, un gesto veramente incredibile. Noi non comprendiamo quello che tu hai fatto per noi, perché nessuno qui dentro potrebbe donare il proprio figlio, nessuno. Noi possiamo soltanto lodare tutta questa immensa misericordia costante che tu hai con noi. Grazie per questi incredibili simboli che noi diremo a te, Signore, perdonami, perché tu hai deciso un giorno di metterti sulla croce. Meraviglioso questo gesto e per questo motivo noi ti ringraziamo e ti lodiamo nel nome santo di Gesù Cristo. Amen. No, come vuoi tu, come vuoi tu. Se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho, non temerò, ma aspetterò in silenzio,
perché io so che sei vicino a me. Mi rialzerai se non avrò più forze, mi rialzerai, con te ce la farò, sarai con me nel buio della notte, mi rialzerai e in alto volerò. Se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho, non temerò, ma aspetterò in silenzio, perché io so che sei vicino a me. Mi rialzerai se non avrò più forze, mi rialzerai, con te ce la farò, sarai con me nel buio della notte, mi rialzerai e in alto volerò, mi rialzerai se non avrò più forze, mi rialzerai, con te ce la farò, sarai con me nel buio della notte, mi rialzerai e in alto volerò, mi rialzerai e in alto volerò. Bene, cantiamo l'ultimo canto prima della predicazione del Vangelo. Gesù Cristo è tanto grande. Perché non ci alziamo in piedi?
Gesù Cristo è tanto grande, non c'è un altro uguale a Lui. Egli è Dio dell'impossibile, ogni cosa Egli può fare. Gesù Cristo è tanto grande, non c'è un altro uguale a Lui. Egli è Dio dell'impossibile, ogni cosa Egli può fare. Sono il tuo Dio che ti ama. Come potrei dimenticarmi di te, se con la mia mano io ti ho formato ed il mio sangue per te ho versato. Come potrei dimenticarmi di te? Non ti lascerò, non ti abbandonerò, per sempre con te resterò. Non ti lascerò, non ti abbandonerò, per sempre con te resterò. Bene. Facciamo partire la clessidra. Ormai sta clessidra ci appartiene. Vivi la vita nel timore del Signore. Vivi la vita nel timore del Signore. E ogni momento che noi trascorriamo insieme è caratterizzato da qualche sussurro. E una delle parole che ho sentito mentre prendevamo la cena del Signore è grazie. Ho sentito tanti grazie. E questo dire grazie significa essere riconoscenti per un servizio che ti viene reso, no? Grazie, grazie. E questo è il vivere la vita nel timore del Signore. Anche una semplice parola potrebbe fare la differenza. Questa mattina vorrei che aprissimo la porta del libro dei Proverbi, in qualche modo. Perciò chi ha la Bibbia potrà aprire ai primi versetti. E prima di parlare di Proverbi vorrei dire qualcosa intorno all'intelligenza. Che cos'è l'intelligenza? È sempre affascinante osservare come ogni società funzioni e si sviluppi attraverso le capacità e le potenzialità che le persone sono in grado di mettere in campo. Le abilità si uniscono affinché quella società sia produttiva per il bene di tutti. Le abilità di ogni individuo sono supportate da diverse forme di intelligenza, che spaziano da quella logico-matematica, per esempio, la cui peculiarità è il ragionamento, come anche l'intelligenza spaziale. Sono stato sempre affascinato dai compagni di scuola che mentre l'insegnante magari stava dando una lezione importante disegnavano, no? In 3 dimensioni. Nel mondo dei maschi cosa si disegna di solito in 3 dimensioni? Le macchine, no? È vero. Però questa capacità spaziale di disegnare, di realizzare qualcosa a 3 dimensioni ti dà il senso della realtà delle cose. E questa peculiarità è quella del pittore, dello scultore, dell'architetto, anche quella del marinaio, sapete, ha bisogno di spazialità, perché se si perde nel mare è un bel problema per lui. L'intelligenza naturalistica, pensate allo zoologo, al botanico, la capacità di osservare e riconoscere
con un minimo sforzo un organismo vegetale piuttosto che animale. L'intelligenza musicale, lo ascoltiamo ogni domenica, l'intelligenza musicale, il senso della melodia, del ritmo. L'ultimo pezzo è partito il basso, poi è arrivata la batteria, poi è entrato il pianoforte, poi una tastiera. Questa è un'intelligenza, è l'intelligenza, come i nostri ragazzi che sono lì dietro, l'intelligenza tecnologica. Se io mi paragono ai figli dell'era digitale, io sono un analogico, si dice così? Cioè vengo quasi dalla carta carbone, e pensare a tutta questa capacità, questa intelligenza immediata di risolvere un problema. Sono 9 le intelligenze riconosciute che non posso elencare questa mattina, ma magari venerdì sera ne parleremo insieme. Ma c'è un'abilità che è alla base di tutte le altre, ed è l'abilità a vivere. Sì, perché per vivere ci vuole abilità. Ci vuole intelligenza, ci vuole saggezza, affinché possiamo essere produttivi non solo nel lavoro, ma anche nelle relazioni, perché alcune relazioni fanno crescere e altre ci danneggiano, o possiamo danneggiare gli altri. Tra il saggio e lo stolto, ecco il libro di Proverbi, tra il saggio e lo stolto c'è un principio che fa la differenza. Fa da spartiacque, che lascia esprimere la vita alle sue massime potenzialità, perché il timore del Signore è il principio della sapienza o della scienza. Sarà una frase che ripeteremo spesso. Viverla abilmente la vita dipende anche da noi. Le intelligenze ci aiutano, ci sostengono, ci appagano, ma la vita ha bisogno di essere connessa a colui che ha generato la vita sin dal principio. Il libro dei Proverbi ci presenta la saggezza, ovvero come essa ha sempre partecipato attivamente, perfino Dio ha chiamato la saggezza a partecipare alla creazione. Un Dio sufficiente, completo, santo, separato, eppure chiama la saggezza, vieni qua. Perché qui c'è il caos. E così inizia a ordinare le cose secondo la saggezza. Nello stesso modo come abbiamo elencato alcune intelligenze che ci distinguono gli uni dagli altri, così Dio le ha utilizzate per i suoi scopi. Andiamo proprio nel libro dell'Esodo, capitolo 31, i primi 5 versetti. Il Signore parlò ancora a Mosè dicendo: vedi, io ho chiamato per nome Besalel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda, l'ho riempito dello Spirito di Dio per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavori, per concepire opere d'arte, per lavorare l'oro, l'argento e il bronzo, per incidere pietre da incastonare, per scolpire il legno, per eseguire ogni sorta di lavori, per concepire, non c'era prima, per concepire opere d'arte, per lavorare l'oro. C'è l'oro, ma bisogna lavorarlo. Per incidere pietre incastonate. Ci sono le pietre, però bisogna inciderle. Per scolpire. Che grandi scultori abbiamo nella nostra storia italiana. La saggezza, che in ebraico si dice kokma, ha a che fare con l'abilità, le competenze, per realizzare ciò che Dio richiedeva dagli artigiani di Israele e in una forma estesa che richiede da noi. La saggezza si rende necessaria per vivere bene nel mondo creato da Dio, che integra il timore del Signore. La saggezza è anche un bisogno di cui non possiamo fare a meno.
È un re come Salomone, che è anche l'autore principale della stesura del libro dei Proverbi, la chiese a Dio: Signore, dammi la saggezza, dammi l'intelligenza. Essa rivela a tratti un desiderio di dipendere da colui che la dona, affinché ci possa essere giustizia, equità, affinché possiamo riuscire nei nostri progetti. In un periodo storico nel quale rivendichiamo fortemente le proprie esigenze, si è elevata una forte cultura dell'io che richiama continuamente i propri bisogni. Il libro di Proverbi distende questo io, lo abbassa nella dipendenza dell'io sono. Questa mattina lo abbiamo ricordato, in modo tale che le nostre angosce si possano calmare e che ci apre alla saggezza. Di seguito leggiamo la preghiera di Salomone a Dio. Prima Re, capitolo 3, versetti da 9 a 12. Dai dunque al tuo servo un cuore intelligente, perché io possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male. Perché chi mai potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo che è così numeroso? Piacque al Signore che Salomone gli avesse fatto una tale richiesta. E Dio gli disse: poiché tu hai domandato questo e non hai chiesto per te lunga vita, né ricchezze, né la morte dei tuoi nemici, ma hai chiesto intelligenza per poter discernere ciò che è giusto, ecco, io faccio come tu hai detto e ti do un cuore saggio e intelligente. Nessuno è stato simile a te nel passato e nessuno sarà simile a te in futuro. Ecco la presa di posizione di Dio. Io faccio come tu hai detto, ti do un cuore saggio e intelligente. Possiamo osservare come la saggezza sia un bene che sta fuori da noi stessi. In una serata penso che abbiamo detto sono un po' come le orecchie fuori dalla testa, no? Le orecchie stanno fuori, non possono stare dentro. Quindi c'è qualcosa che viene da Dio e noi vogliamo appropriarci di questa benedizione che viene da Dio. La saggezza ci offre la capacità di discernere, ci lascia definire meglio il concetto di male da quello del bene, ovvero la saggezza non lascia indefiniti i loro confini o del politicamente corretto. Sapete adesso? Va molto di moda il politicamente corretto, così ci possiamo stare tutti dentro. Però ci sono anche dei confini che bisogna rivendicare e rievocare. Pertanto questa mattina lo sforzo sarà quello di conoscere un po' di più della saggezza, perché essa ci conduce a Dio e non solo, ci lascia anche ammirarlo, godere della sua compagnia senza avere paura. L'incontro di Dio con Mosè c'era proprio tanta paura. Stai tranquillo, questo è un luogo dove tu puoi stare. Tutto questo si sintetizza in una parola, direi forse una frase: il timore di Dio è il principio della sapienza. Preghiamo. Signore e buon Padre, che privilegio, Signore, essere stati chiamati da Te a partecipare ad un progetto. Le nostre vite salvate o quelle che salverai, oggi è anche una giornata di annuncio della buona notizia di Gesù Cristo, hanno un senso perché Tu ci chiami ad agire, ad operare, a mettere in pratica la saggezza, Signore. Attraverso le intelligenze, Signore, che hai dato a ciascuno di noi, Signore. Questa mattina vogliamo fare lo sforzo di crescere, di fare un passo in più nel cammino della fede, affinché il timore del Signore possa essere il principio della sapienza. Amen. Leggiamo i primi 9 versetti del capitolo 1 del libro dei Proverbi. Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele, perché l'uomo conosca la saggezza, l'istruzione e comprenda i detti sensati, perché riceva istruzione sul buon senso,
la giustizia, l'equità, la rettitudine, per dare accorgimento ai semplici e conoscenza e riflessione al giovane. Il saggio ascolterà e accrescerà il suo sapere, l'uomo intelligente ne otterrà buone direttive per capire i proverbi e le allegorie, le parole dei saggi e i loro enigmi. Il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre, e non rifiutare l'insegnamento di tua madre, poiché saranno un fregio di grazia sul tuo capo e monili al tuo collo. Amen. Stamattina ci vogliamo appropriare di questa corona che il Signore vuole mettere sul nostro capo, e questa bella collana, magari per i maschi sarà uno stile, per le donne un altro, ma è un avvicinarsi. Quando qualcuno ti mette qualcosa intorno al collo, penso che sia un segno anche di valore, di interesse per quella persona. Cosa sono i proverbi? Sono dei detti popolari molto brevi, contenenti delle norme, dei giudizi o dei consigli. Poi ne vedremo qualcuno. In altre parole, sono delle massime ricchi di cultura, di vissuto, di famiglia, di saggezza stessa. Si parla del denaro, delle amicizie, un po' si parla di tante cose. Le bugie hanno le gambe corte. Che significa? Vengono sgamate subito. Significa che le menzogne si scoprono subito, hanno le gambe corte e non possono andare molto lontano. Con le gambe corte, con le gambette non si corre molto. Io vedo che i velocisti hanno belle gambe e sono molto rapidi. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Questo incomincia a essere... Che significa lontano dagli occhi, lontano dal cuore? Ecco, Vittorio ha detto la parola giusta. Sì, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. La lontananza prolungata nel tempo affievolisce anche il più grande amore. Però sti proverbi, Anche l'occhio vuole la sua parte. E che significa se sei seduto a un tavolo di un ristorante? È impiattato male. Mary ha detto giusto. Può essere il miglior piatto di questo mondo, ma se è impiattato male, anche l'occhio vuole la sua parte. Un proverbio è un detto breve ed arguto, che offre in poche parole un principio di saggezza. Avete visto? 4 parole, 3 parole, 5 parole. Ci viene subito data la cifra, la qualità di quello che tratteremo, perché sono i proverbi di Salomone, ecco il versetto 1, i detti di Salomone, figlio di Davide, re di Israele, ecco la firma. Possiamo dire che ci viene data anche la fonte delle informazioni che riceveremo, e di fatto è il figlio di Davide, ecco qua, proveniente dalla stessa discendenza di Gesù. Ci viene dato il suo incarico, re di Israele, e sappiamo anche che è stato approvato da Dio stesso. Un antenato di Gesù e un re hanno qualcosa da dirci questa mattina, pertanto ascoltiamolo, perché non sono solo detti popolari. I proverbi sono stati scritti da Salomone nel periodo in cui divenne re di Israele e nel periodo, questa è la peculiarità, in cui copiò il libro della legge per uso personale e se lo mise in casa. Possiamo dire la sua Bibbia? Sì, era la Bibbia del suo tempo. Perciò prima di diventare re aveva dovuto ricopiare tutta la legge. Chi ce lo dice? Deuteronomio, capitolo 17. E quando si insedierà sul suo trono reale, guardate, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge secondo l'esemplare dei sacerdoti levitici. Terrà il libro presso di sé
e lo leggerà tutti i giorni della sua vita per imparare a temere il Signore, il suo Dio, a mettere diligentemente in pratica tutte le parole di questa legge e tutte queste prescrizioni, affinché il suo cuore non si elevi al di sopra dei suoi fratelli, ed egli non devi da questi comandamenti né a destra né a sinistra, così prolungherà i suoi giorni nel suo regno, egli con i suoi figli in mezzo ad Israele. Ecco come nasce e come nascono i proverbi. Diciamo subito che la differenza tra i proverbi popolari e quelli che troveremo in questo libro, costituito da 31 capitoli, è questa la differenza. Il detto popolare traduce questo tipo di esperienza. Vivi e quindi impara. Ok? Io vivo e di conseguenza posso scrivere il proverbio, perché attraverso il vissuto io posso imparare. I proverbi che leggeremo, ai quali ci ispiriamo ascoltando il figlio di Davide, il re di Israele, che aveva una copia della parola, rovescia questa affermazione. Se la prima dice vivi e impara, quest'ultima dice impara e vivi. È un po' diverso, perché prima devo imparare e poi posso vivere. Ecco perché stamattina vogliamo parlare della vita. Perché ha senso questa vita, ha sapore e significato nel momento in cui è vissuta nel timore del Signore. La vita, il vivere bene, si realizza nell'applicare la conoscenza. Ecco perché il timore del Signore è il principio della sapienza. E se volessimo già introdurre un tema cristologico, possiamo dire che il timore del Signore Gesù è l'inizio di questa sapienza. Significa subito dirci questa mattina: conosci Gesù e inizierai un nuovo cammino nella compagnia della saggezza, che non è semplicemente apprendimento, esprimere delle capacità innate, ma anche produrre pensieri ed azioni coordinati alla saggezza. Perché dovremmo leggere i proverbi di Salomone? Non ci bastano già quelli popolari? La risposta sta negli obiettivi che ci prefiggiamo, che ci sono forniti nei seguenti versetti. Versetto 2: perché l'uomo conosca la saggezza, l'istruzione e comprenda i detti sensati. La saggezza passa per l'istruzione e attraverso questo processo si comprendono i detti sensati. La saggezza affascina e tutti la vorrebbero, ma è seguita da un processo di istruzione. Possiamo dire della disciplina, che è meno affascinante della saggezza stessa. Non siamo nati saggi. Essa è il risultato di un processo che è anche duro, perché necessitiamo di istruzione, di correzione, di disciplina. Una delle cose che ci viene difficile da ammettere è proprio confessare i nostri errori. Perfino a noi stessi dobbiamo mentire, trovare strategie per svincolarci da quel tipo di errore e trovare la nostra verità, soprattutto quando ci confrontiamo con gli altri. Quindi la saggezza si esprimerà nella nostra vita nella misura in cui siamo anche insegnabili. Perciò, perché l'uomo conosca. Questa è la sostanza. Teniamo conto che siamo all'inizio dei primi 9 capitoli che descrivono diversi dialoghi di un padre verso il figlio. Così il capitolo 2, capitolo 3, fino al capitolo 9. Sono tanti dialoghi di un padre verso un figlio. Conoscere, essere istruiti e comprendere. Immaginate un'aula di una scuola media, diciamo così, perché siamo con un pubblico adolescente, ok? Immaginate, andiamo virtualmente in un'aula di una scuola media. Abbiamo l'insegnante da una parte dell'aula, seduta sulla sua cattedra, che ha un'importante lezione che spiega in modo appassionante, travolgente e chiara la lezione, cioè tutti la potrebbero capire.
In altre parole, usa quella intelligenza specifica che lo rende preparato al suo incarico. Quale scopo si prefigge, se non quello di essere compreso? Tra l'altro ci saranno pure gli esami e le interrogazioni successivamente. Ora immaginiamo di spostare virtualmente la telecamera, quindi dalla cattedra andiamo verso la classe. Quindi immaginate la scena, no? Alcuni alunni possono essere attenti, altri un po' meno. Succede? Succede anche qua. Anch'io ogni tanto me ne vado da un'altra parte. Lo stesso sta accadendo nella stesura dei versetti che leggeremo. Il focus non è più sull'insegnante, che è anche molto bravo e competente, quanto sulla classe stessa. Versetti 3 e 4. Perché riceva istruzione sul buon senso, la giustizia, l'equità, la rettitudine, per dare accorgimento ai semplici e conoscenza e riflessione, guardate, proprio al giovane. Potrei dirti questa mattina: ricevi istruzione, stai attento a ciò che ascolti, che tu sia un giovane o che non lo sia. È necessario per vivere la saggezza che tu l'accolga attraverso l'istruzione. Giacomo capitolo 1 versetto 21. Perciò deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Prima di accogliere bisogna deporre altro. Noi siamo dei grandi contenitori. Prima di riempire della saggezza, dell'intelligenza, bisogna togliere qualcos'altro, vero? Bisogna svuotare. È una questione fisica, fisiologica. Si riceve, ma bisogna anche lasciare andare quello che bisogna deporre. Ricevete con dolcezza la parola. Che bella frase che Giacomo ci propone. Ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. L'insegnamento della parola di Dio sa essere anche dolce, non è una violenza, o una coercizione, ma esprime una relazione. Quali scelte stiamo facendo in questo periodo? Sono presenziate dalla saggezza? Quante volte per scelte sbagliate viviamo dei periodi di oppressione più o meno lunghi? Allora una buona scelta potrebbe salvare la mia vita. Una cattiva è come averla persa. Il libro dei Proverbi ha anche un altro scopo: attivare tutti alla sapienza, alla saggezza. Non è una questione solo per i re, come Salomone, per i padri come verso i figli, per le madri verso i figli, piuttosto è un libro che dà accorgimento ai semplici. Che bella notizia, che c'è un accorgimento ai semplici. È come quella persona che ha un'attenzione verso tutti. Si apre a tutti, ha un pensiero rivolto verso tutti. La parola di Dio porta un messaggio ulteriore, quello dell'inclusività. Versetto 4, per dare accorgimento ai semplici e conoscenza e riflessione al giovane. La saggezza chiama, come Dio ha chiamato Mosè. La saggezza chiama, per usare un altro termine, coloro che non sono impegnati. Pensate, la sfida della saggezza qual è? È quella di chiamare le persone non impegnate. Ecco chi sono i semplici. Nell'era del tutto perfetto, dove l'immagine è fondante per ben apparire con una bella fotoritocco, nell'era delle attività sportive nelle quali i propri figli devono vincere a tutti i costi, con le grida dei genitori dal palco. Nell'era dove lo sport non è più solo gioco, ma c'è altro. Il libro dei Proverbi ha una parola per i semplici.
e dà accorgimento ai semplici, li rende attivi in una società che li ritiene inattivi, inutili. C'è spazio nel linguaggio di Dio e nella comunicazione che rivolge a coloro che hanno il suo timore di inclusione. Mi sono chiesto quali benefici può trarre un giovane dalla saggezza, perché il testo ci dice che essa offre conoscenza e riflessione al giovane. E mi sono chiesto, che significa conoscenza e riflessione? Intorno a quali temi e argomenti la saggezza offre riflessione? Qual è il linguaggio più appropriato per un adolescente? Credo che la saggezza di Salomone stia mettendo in relazione due principi, e questo vale anche per noi genitori: l'azione e la conseguenza. Se conosco, rifletto. Quello che si sta negando sempre di più nella comunicazione e nel sistema educativo è che esiste un legame ineludibile tra l'azione e la conseguenza. L'adolescente va istruito in questo modo, diverso da un bambino piccolo. Se faccio e compio certe scelte, ci saranno delle conseguenze. A volte ci si può solo illudere di rimediare, ma c'è un ordine preesistente che Dio ha creato molto tempo fa e lo abbiamo osservato in un giardino nel quale Dio donava conoscenza affinché ci fosse riflessione per evitare di commettere gli errori che hanno avuto delle ricadute universali. Quella cosa lì non si tocca, vi ricordate? Perché nel giorno che lo farai, per certo morrai. Quindi c'è in qualche modo l'istruzione e c'è la conseguenza. C'è l'azione e c'è la conseguenza. Quell'ordine esiste ancora. Affinché conoscenza e riflessione possono essere applicate in un modo particolare. Perché il giovane? Perché il giovane ha tutta la vita davanti a sé. Non è il soggetto più debole, è il soggetto con meno esperienza. Il giovane è quello che dovrà pensare alla compagna o al compagno della vita. Il giovane dovrà pensare come vivere la propria sessualità, se nell'ambito di un'alleanza, di un matrimonio o fuori da quella relazione. Il giovane dovrà pensare al lavoro, costruire un futuro, la gestione del denaro. Non spendo tutto, ma metto da parte. E allora è necessaria conoscenza e riflessione. La conoscenza ci aiuta ad avere discrezione quando sui nostri telefonini appare ogni forma di comunicazione, a volte intelligente, altre nella piena volgarità, e se non siamo attratti e ingannati dalla volgarità saremo attratti dalla superficialità e dalla leggerezza, perché ormai c'è tutto. Basta aprire un Instagram e viene di tutto fuori. Scegli tu il tuo programma. Ce n'è per tutti. Ma questo messaggio non è solo per il giovane, lo è per tutti noi. Versetto 5. Il saggio ascolterà e accrescerà il suo sapere. L'uomo intelligente ne otterrà buone direttive. Per i saggi il messaggio è ancora più incisivo. Non basta leggere, bisogna ascoltare. Significa che non basta conoscenza, è necessaria la comprensione delle cose. È altrettanto vero che l'apprendimento ha bisogno di un'intera vita. Non si esaurisce in una formazione scolastica e nemmeno in una scuola teologica. Quanto si costruisce in un'intera esistenza. Capitolo 2 di Proverbi, versetti da 4 a 5. Se la cerchi, guardate l'intensità di questa ricerca, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Noi adulti invece non siamo forse gli specialisti dell'inerzia e del temporeggiale. Sta cosa dai, la faremo più avanti, no? In primis ci sono anch'io, l'inerzia e il temporeggiare. Quante volte viviamo di rendita oppure rimandiamo?
allora la saggezza ci autorizza a continuare ad accrescere nella conoscenza e nel timore di Dio. E l'Apostolo Paolo, molto caro a noi, più volte rievocato in questi ultimi mesi, ha un pensiero da rivolgere ai suoi destinatari proprio nell'ultimo periodo del suo ministero. Vorrei leggerlo, 2 Timoteo capitolo 4, versetti 6 e 13, e poi focalizzarci su un aspetto della sua comunicazione. Lui dice, 2 Timoteo capitolo 4, versetto 6 a 13, quanto a me, io sto per essere offerto in libazione, il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa. Guardate qui come lui si presenta, si lascia scoprire. Ho conservato la fede, quindi l'elemento della saggezza è qualcosa che lo accompagna. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Cerca di venire presto da me, dirà Timoteo, perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, solo Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con te, perché mi è molto utile per il ministero. Tichico l'ho mandato a Efeso. Quando verrai porta il mantello che ho lasciato a Troas da Carpo, e i libri, specialmente le pergamene. A volte, questa è la mia riflessione, a volte pensiamo solo al mantello, è vero? Lo ripeto, quando verrai porta il mantello, no? Quello serve, fa freddo. Che ho lasciato a Troas da Carpo, e i libri, specialmente le pergamene. A volte pensiamo solo al mantello, eppure l'Apostolo ci apre uno spiraglio della sua vita, che ci lascia intravedere la conoscenza e il bisogno di nutrirla con i libri e con le pergamene. Ora vorrei portarvi davanti alla soglia di una porta o di una finestra. La soglia è quell'elemento costruttivo. Abbiamo dei costruttori qui, quindi spero di dire le cose giuste. La soglia è quell'elemento costruttivo che sta situato nella parte inferiore delle aperture di porte e finestre. Se non metti la soglia, non puoi mettere il resto sopra. Su questa sezione si appoggiano gli stipiti e a volte anche i cardini. Essa è necessaria per far sussistere tutto il resto, e da qui a mirare, stiamo immaginando, essendoci avvicinati, cosa c'è dentro questa abitazione. Andiamo a vedere cosa c'è dentro questa abitazione. Versetti da 7 a 9 di Proverbi 1. Il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre, e non rifiutare l'insegnamento di tua madre, poiché saranno un fregio di grazia sul tuo capo e monili al tuo collo. Se qualcuno dovesse chiederti quale versetto meglio rappresenta, come se fosse l'essenza di un profumo, il libro dei Proverbi, quale potrebbe essere? Sicuramente il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Ecco la vita rappresentata nella sua essenza, sia se essa è vissuta bene e sia se è vissuta male. Perciò questa mattina ci giochiamo una carta, la carta della vita. Credo che per comprendere bene cos'è il timore del Signore, o meglio come esprimere e vivere la saggezza, perché essa è conseguenza di un dono ricevuto da Dio, bisogna capire e focalizzarsi sulla parola disprezzo, perché è una brutta parola. Vediamo che cos'è. Perché gli stolti, abbiamo letto, disprezzano la saggezza e l'istruzione. Voltaire, scrittore
e filosofo parigino del 1600 circa, affermava: tutto è sopportabile, tranne il disprezzo. Tutto è sopportabile, tranne il disprezzo. Il disprezzo è un sentimento negativo opposto all'empatia. Il disprezzo è il porsi al di sopra degli altri, è un atteggiamento di arroganza. L'empatia si lega agli altri, il disprezzo spezza la relazione, esprime sia emozioni e sia formula valutazioni. Esso genera sentimenti di ostilità verso un'altra persona, quindi il disprezzo è una scelta deliberata di avere un distacco relazionale. Ora, rientrando nel confronto con il timore del Signore, il disprezzo è il suo opposto, poter dire a Dio: non ho bisogno di te e ti disprezzo. Vedete che non c'è il politicamente corretto nella relazione con Dio. O stai dentro il suo timore o hai scelto di disprezzarlo, di rifiutarlo, ti poni al di sopra di Dio. Il timore del Signore ci apre ad una relazione con Lui e costruisce quella con gli altri. Il timore del Signore ricerca l'istruzione, il timore del Signore ci fa allontanare dal male, il timore ci lascia accogliere la sua volontà, i suoi propositi. Il timore del Signore è uno dei modi che ci consentono di dimostrargli il nostro affetto. Io non sono la misura di tutte le cose, è Lui la mia unità di misura. E quando ci lasciamo misurare dal Signore, quando ci lasciamo istruire dal Signore, quando ci lasciamo valutare dal Signore, allora c'è il timore del Signore, che è il principio della scienza e ti offre la vita. E allora vorrei concludere leggendo proprio le parole di un padre e le parole di una madre che accompagnano l'istruzione di questo figlio. Versetti 8 e 9: ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre e non rifiutare l'insegnamento di tua madre, poiché saranno un fregio di grazia sul tuo capo e monili al tuo collo. Ecco il tipo di mondo che ci attende. Questo potrebbe essere il motivo che spinge un padre e una madre a rivolgere il loro sguardo verso il proprio figlio. Ecco cosa possiamo aspettarci. Questo ragionamento implica sia la necessità di parlare ai nostri figli, sia dire qualcosa ai nostri figli. Coloro che sono stati prima di noi. Io sono vissuto in una casa dove c'erano 2 generazioni e c'era sempre questo rispetto per coloro che sono venuti prima di noi. Per quale motivo? Perché avevano vissuto una vita più lunga della nostra e potevano dire delle cose che potevano essere utili al giovane. Ecco perché Proverbi per 9 capitoli è il linguaggio di un padre verso un figlio. Perché se un padre è assennato al timore del Signore, avrà qualcosa da dire di valido e riconosciuto anche per i propri figli. E poi conclude con questa meravigliosa, è un premio, no? È come quando c'è l'atleta prende il suo premio, poiché saranno un fregio di grazia sul tuo capo e monili al tuo collo. L'unica risposta che possiamo darci è quella che Dio non ci vuole dei figli mediocri, ci vuole dei figli vittoriosi. In qualche modo c'è una corona per ognuno di noi, c'è una collana per ognuno di noi, c'è l'abbraccio di un padre per ognuno di noi, perché non ci vuole mediocri. Ci ha fatti e ci ha rinnovati nella grazia di Cristo, che abbiamo ricordato questa mattina, per essere la sua gloria. Noi siamo il suo orgoglio, perché se no Cristo non sarebbe morto, non avrebbe abbandonato la comunione con il Padre, non si sarebbe allontanato da Lui. Siamo il suo orgoglio. La saggezza di Dio, appropriarsi di essa nel timore del Signore, quindi nel cercare questa relazione piuttosto che disprezzarla, ovvero non io sono solo e basta, ma io sono in Dio. Significa appropriarsi della bellezza come quella ghirlanda che rende il laureato fiero
del suo percorso accademico. È Dio che mette la sua gloria su di noi, proprio per essere orgogliosi di quello che Egli ha realizzato nelle nostre vite. Filippesi capitolo 4 e 5: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Amen. Si potrebbe dire questa mattina: posso metterti la mia corona di grazia sul tuo capo? Posso metterti questa collana intorno al tuo collo? La mia preghiera è che possiamo dirgli di sì, in modo tale che le persone possano avvicinarsi a Dio per mezzo delle nostre vite imperfette, sicuramente, che le nostre intelligenze siano al servizio degli altri e di Dio, che possiamo esprimere la vita attraverso ciò che crediamo, perché il timore del Signore è il principio della sapienza. Amen. Amen. Grazie mille Riccardo. Abbiamo cominciato questo culto ragionando sul concetto di chiamata, dicendo che Dio ci chiama, e non so voi, ma io poi mi sono sentito chiamato dalle parole di Riccardo. Spero che anche voi vi siate sentiti chiamati ad aprire la parola, scandagliare la sua saggezza, approfondire il timore del Signore e cercare appunto di imparare per poi vivere su questa terra. Io ho sentito questa chiamata e spero che anche voi lo abbiate fatto. Cantiamo il prossimo canto e ultimo canto. Più d'ogni altra cosa cerco, io voglio te, Gesù mio amato Salvatore, ogni cosa che ho la devo a te, devo tutto a te, con gli angeli che ti e tu